Le presenze non tardano ad arrivare, quindi abbiamo un ottimo numero sia di italiani ma che di stranieri da Austria, Germania e Svizzera, quindi è assolutamente un dato molto positivo perché i tassi di occupazione degli alberghi aperti, abbiamo circa un centinaio di strutture aperte in questo momento, sono prossime al 100%. Si va verso una Pasqua da tutto esaurito nel litorale iesolano, festività pasquali che segnano ormai un trend più che positivo di presenze nelle strutture alberghiere. A favorire il bel tempo previsto per tutto il ponte lungo, le scuole chiuse e una festività sentita soprattutto da tedeschi, austriaci e svizzeri che hanno raggiunto la costa adriatica in massa. Vedono e nella Pasqua e anche negli eventi successivi, in questo caso il Festival degli Aquiloni, ma poi successivamente ricordiamoci che abbiamo anche la festa del 1° di maggio con l'Ironman sempre nella stessa data e successivamente iniziano quelle che sono le vere feste austriache e tedesche con l'Ascensione, a seguire la Pentecoste e il Corpus Domini, date che già si vedono belle cariche dal punto di vista dell'occupazione. Quest'anno abbiamo lavorato anche un po' d'anticipo, quindi creando le condizioni perlomeno in un tratto di 8 km di arenile, per cui non ci fosse più la duna di protezione invernale, fosse tutto già spianato. E se Jesolo comincia con le festività primaverili ad assaggiare l'estate, la città si fa per questo trovare pronta anche sul fronte della sicurezza, attualmente già in vigore le zone rosse. Interessano 3 aree di Jesolo: Piazza Milano, la stazione degli autobus e l'area che va da Piazza Casabianca a Piazza Aurora. Le zone rosse erano già state sperimentate lo scorso anno, hanno dato ottimi risultati e quindi sono state riproposte in questi giorni di Pasqua e poi successivamente per il ponte del 25 aprile. Sono soprattutto un deterrente perché poi il numero di allontanamenti è stato veramente esiguo lo scorso anno. A questo abbiamo agganciato anche tutto il tema dei controlli, quindi la polizia locale è fuori anche in questo momento con le unità cinofile, con i metal detector in funzione preventiva, perché sappiamo che il tema dei coltelli è attualissimo in questo momento. Anche le forze dell'ordine sono coordinate in vari servizi in giro per la città, quindi contiamo che sia una Pasqua anche quest'anno in massima sicurezza.